Parliamo di giudici arbitri, che è una categoria indispensabile per il tennis, qualche volta anche un po' bistrattata, perché come tutti i giudici arbitri danno delle regole e siamo poco disposti a seguirle. Al 2000 abbiamo parlato col fiduciario regionale dei giudici arbitri del Veneto, Domenico Cervo. Ci sono tante belle manifestazioni del Veneto, vengono ben organizzate, ci sono tanti giocatori, non sarebbe possibile farle senza una categoria che sono i giudici arbitri. Allora parliamo un pochino di questi giudici arbitri. I giudici arbitri sono indispensabili per il tennis, non solo per il fattore puramente regolamentare, ma più che altro, io dico sempre, a livello giovanile sono utili, diciamo, a livello istruttivo. Insegnare, non parlo di educazione personale, parlo di educazione tennis, ma un pochettino, molte volte, anche quella personale. Quello che ci crea più problemi non sono sempre i ragazzini, il più delle volte i problemi purtroppo vengono creati, come la Marzia qua ride, sorride più che ridere, il più delle volte, diciamo, dai genitori. I genitori purtroppo nel tennis giovanile servono perché devono accompagnare i ragazzini, devono provvedere a quello che serve, ma purtroppo creano molti problemi. Ci vorrebbe quindi non solo un corso per educare al torneo, ma soprattutto per educare i genitori a accompagnare i figli al torneo. Anche, diciamo, i problemi maggiori li creano quelli che il primo anno hanno i figli che giocano a tennis, o i primissimi anni che non sono ancora abituati, diciamo, a vivere nel mondo del tennis. Il tennis non è il calcio, il tennis non è altri sport, ha delle regole ben precise, proprio della regolamentazione ben diversa, quindi il più delle volte bisognerebbe fare un corso anche, diciamo, agli accompagnatori. Parlo di genitori, qualche volta purtroppo sono anche i maestri che dovrebbero fare qualche piccolo corso, diciamo. E poi diciamo, fate un lavoro che è prettamente di semi-volontariato, quindi ci vuole anche tanta passione, giusto? E ci sono delle cose belle e delle cose brutte del farlo. Che cosa ci puoi raccontare? Diciamo che secondo me gli ufficiali di gara del tennis possono essere trovati e reperiti solo nell'ambito del tennis, diciamo. Fuori dall'ambito del tennis è uno sport talmente anomalo che è difficile fuori dai circoli trovare, diciamo, gente che può fare i giudici arbitri. Noi tra l'altro abbiamo un grossissimo bisogno di giudici arbitri, ne abbiamo pochi, anche perché i tornei in particolar modo, con i nuovi sistemi di tabelloni a ingresso progressivo che sono molto lunghi, i tornei mediamente durano 2 settimane, 15 giorni. Quindi trovare gente abbastanza giovane, che non sono vecchi pensionati come me e come tanti amici e colleghi, diciamo, è difficile tra i giovani, tra gente che lavora, trovare gente che ha tempo e disponibilità di tempo, diciamo, per poter fare i giudici arbitri. Soddisfazione ne dà tante, perché vedere queste manifestazioni, diciamo, vedere manifestazioni giovanili come quelle che abbiamo fatto al Comodo, che abbiamo fatto in giro, io personalmente di soddisfazione ce ne ho tantissime, perché ho fatto anche quest'anno i campionati italiani Under 11, sono stato interessato dalla federazione i giorni passati di fare la certificazione dei cambi della serie 1 a 1 in giro per tutto il nord-est, diciamo che soddisfazioni ce ne sono, però resta il fatto, come dicevi tu, che una cosa puramente amatoriale, diciamo, è solo la passione ti porta a fare queste cose, altrimenti magari abbiamo la passione di fare i giudici arbitri perché non siamo riusciti a giocare a tennis meglio, diciamo. Magari se eravamo dei bravi giocatori di tennis non avremmo fatto questo, diciamo, però è la passione pura, diciamo, che ci porta a seguire questo sport. Questo vale anche per i giornalisti, grandissimi giornalisti, scarsissimi tennisti, ma non importa. Comunque c'è appunto un grosso lavoro perché, anche di studio, perché bisogna essere sempre aggiornati, c'è un grosso lavoro anche per quanto riguarda gli spostamenti, perché bisogna dimenticarsi sabati e domenica quando si sta facendo, anzi i sabati e domeniche si lavora di più. E comunque diciamo che il Veneto, che ha tutte queste manifestazioni, cerca nuovi giudici arbitri. Da gennaio ripartono i corsi. I corsi di arbitro quest'anno li anticiperemo dalla fine di ottobre, inizio di novembre, arbitro di sedia parlavo, perché anche di quelli c'è un moltissimo bisogno.
Giudici arbitri, come al solito, aspettiamo l'iscrizione fino a fine anno e li faremo, diciamo, all'inizio del 2015, diciamo, adesso siamo nel 2014. Abbiamo un grosso bisogno di gente che ha tempo comunque, perché di gente che non ha tempo ce ne standa in giro e che purtroppo, per carità, serve a poco.